Il West Nile è un virus diffuso soprattutto in Africa e Asia, che solo nel 20% dei casi si manifesta con sintomi. Quasi sempre gli effetti della malattia sono leggeri. L'Istituto Superiore di Sanità spiega che i sintomi più gravi si presentano in media in meno dell'1% delle persone infette, circa una persona su 150, e comprendono febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista, torpore, convulsioni. Nei casi più gravi, invece, parliamo di circa 1 su 1000, il virus può causare un'encefalite letale. Nel complesso non parliamo di un virus così pericoloso, ma da protocollo, il primo caso rilevato a Genova da una persona residente nel quartiere di Sturla ha fatto scattare il protocollo nazionale arbovirosi. Vede, come già abbiamo fatto, un sopralluogo preliminare, trattamenti antilarvali, significa che andiamo a trattare tutte le raccolte d'acqua, cioè dove le zanzare si riproducono, sarebbe uguale se ci fosse anche la zanzara tigre, e adulticidi vuol dire a trattamenti dove di solito si irrorano dei prodotti specifici mirati per le zanzare e poco pericolosi per l'ambiente, ma che hanno come effetto quello di abbattere il numero delle zanzare. Il vettore del West Nile è la zanzara culex, conosciuta anche come zanzara comune. Stare insieme a una persona infetta non causa il contagio. Essere punti da una zanzara che aveva prima punto una persona infetta, quello sì. La persona infetta di Genova quindi ha dovuto prendere le precauzioni per non essere punta. La cooperativa al rastrello, che si occupa della disinfestazione, fa invece in modo di eliminare il maggior numero di zanzare che possono essere entrate in contatto con la persona infetta. Fortunatamente, per ora, i casi non sono autoctoni. Normalmente queste persone si infettano andando all'estero, cioè non sono per fortuna casi autoctoni, cioè nostri del posto, ma vengono importati, in particolar modo la Dengue, siamo stati allertati dal Ministero in primavera perché ci sono numerosi casi in questo momento in Sud America e Sud-Est asiatico, di conseguenza chi va là potenzialmente può infettarsi.